Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 36esima giornata della Serie B-Win che all'Ezio Scida di Crotone mette di fronte i padroni di casa allenati da Drago al Verona di Mandorlini. Crotone che ha ancora bisogno di qualche punto per essere certo della permanenza in Serie B, Verona capolista ma bisognoso di punti per arrivare direttamente in Serie A. Un minuto di religioso e onorevole silenzio in ricordo di Pier Mario Morosini prima di cominciare e poi si comincia. C'è la roboante vittoria del Pescara nell'anticipo del venerdì che obbliga i gialloblu a non fallire. Quinto minuto ed è subito gol. Ciano, defilato sulla tre quarti destra, converge, palla al piede verso il centro, lascia partire una bordata con il sinistro. Sulla traiettoria c'è l'ex Maietta e Rafael è battuto. Neanche il tempo di cominciare. Crotone 1, Verona 0. Certo non era così che doveva andare la partita secondo i pronostici degli esperti, ma tant'è. Andiamo al 15esimo perché il Verona si fa vedere dalle parti di Belez con Abate che chiude una bella triangolazione, spara col destro, specchio però lontano. 23esimo, l'errore diventa un vizio, Abate sbaglia a impostare, Florenzi ne approfitta, ha spazio, ci prova col destro, 2-0 Crotone, tempesta Verona, ma attenzione, anche in questa occasione c'è la deviazione forse decisiva di Maietta. Intanto è l'11ª rete stagionale per il giovane Scuola Roma Florenzi. 27esimo, Alfredson mette in mezzo un bel pallone sul secondo palo dove c'è proprio Maietta che ha una grandissima occasione, ma Velez si oppone. Il Verona spinge su calcio da fermo, è pericoloso, ma alla mezz'ora Abate anticipa Bjelanovic, meglio appostato, e di testa manda sul fondo. 44esimo, ora i gialloblu ci provano coralmente, ma sul cross dalla sinistra smanacciato da Belez è Juanito Gomez a trovare il corpo di Tedeschi praticamente a porta libera. 45esimo, altra palla persa sulla tre quarti veronese. Galardo, Sansone e Khalil completano l'opera. È proprio il brasiliano a provarci, la prima volta con il sinistro, grande risposta, poi col destro e Rafael nulla può più. Crotone 3, Verona 0, 13ª rete stagionale per Caetano Khalil. Il Verona è veramente un pugile alle corde. Nell'intervallo viene esposto questo striscione che è in ricordo ovviamente di Pier Mario Morosini da parte degli ultra del Crotone, ma la ripresa non vede il Verona provarci subito. Bisogna aspettare il 56esimo per vedere Gomez servire Bjelanovic, ma il suo tentativo con il destro non finisce negli annali del calcio. 61esimo, a Crotone costruiscono una statua a Belez. Il numero 1 dei calabresi si supera prima su Galli, poi sul colpo a botta sicura di Juanito Gomez, risultato che quindi non cambia. Passano 120 secondi, 63esimo, e Galli è bravissimo nel controllo a centro area, ha spazio, prende il tempo alla difesa, lo prende anche a Belez e col tocco sotto lo supera. Crotone 3, Verona 1, ottimo l'inserimento di Galli in questa ripresa, sta dando veramente vivacità a quello che è l'attacco gialloblu. Partita riaperta? Non propriamente. Si scivola al 76esimo e questa volta è Florenzi a far sobbalzare lo stadio. Il suo tentativo balistico col destro però trova il palo a spegnerne la gloria. 89esimo, Juanito Gomez ha sui piedi l'opportunità di riaprire davvero il match sulla sponda di Pickelman e solo davanti a Belez, ma spara alle stelle. Finisce così col Crotone che mette un timbro alla salvezza, col Verona che deve ripartire nella corsa a promozione. Lontano dal Bentegodi, Mantorlini e i suoi fanno molta fatica.